Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, sabato 26 agosto. Allora, siamo partiti il 1° luglio da Piazza Armerina. Ho già affrontato 4.000 km, passando la costa ionica della Calabria, la Puglia, la parte interna dell'Aquila, Ha Molise. 32 anni Ugo Brischetta e più o meno 2 mesi fa ha preso la sua inseparabile amica e ha cominciato a pedalare da Piazza Armerina in provincia di Enna con in mente un viaggio che lo ha portato oggi, venerdì 25 agosto, a Chioggia. Domani, sul presto, salirà in sella alla volta di Porto Tolle. Tante tappe in questo viaggio in cui ha voluto riscoprire se stesso dopo un periodo di abbattimento e malessere interiore provocato dal licenziamento. Ha macinato circa 4.000 chilometri, i primi 15 giorni passati completamente in solitudine, lui e la sua bici. Poi ha iniziato ad alzare lo sguardo verso i panorami che attraversava e verso le persone, con cui poco alla volta si è aperto, conoscendo anime buone che lo hanno ospitato in casa e trattandolo come uno di famiglia. Ogni tappa in cui si ferma è un posto in cui viene accolto a braccia aperte, in cui o il sindaco o il vice sindaco o qualche altro rappresentante della giunta o degli enti istituzionali ha il piacere di incontrarlo e dargli il benvenuto per conto della città. Ugo la racconta come un'esperienza liberatoria in cui la gente ha fatto la differenza, il loro accoglierlo, il loro raccontarsi e il suo raccontarsi a loro. Il sindaco Armelao è stato avvisato ieri da Matteo Diamante, un suo amico di Salzano, dove Ugo era passato il giorno prima, dandogli il tempo di organizzare la doverosa accoglienza, che grazie a Laura Morelli si è potuta offrire nella favolosa location della Darsena alle Saline all'Isola Morin. Per il momento Ugo del suo lavoro di interior designer non ne vuole più sapere, non è ancora il momento, ma vorrebbe raccontare il suo viaggio attraverso un vlog o magari un libro. I confini italiani non sono insormontabili e con la sua inseparabile compagna, la sua Phoenix, vorrebbe attraversarli. Intanto ha messo su carta il logo che vuol rappresentare la sua filosofia di vita, quella che ha fatto sua nei primi giorni in cui è salito in sella e una staffata dietro l'altra ha ricominciato a trovare se stesso. Pedalare in libertà, scritto tutto in lettere maiuscole perché si deve pensare in grande, ma in lettere di misure diverse, in quanto la vita propone alti e bassi, salite e discese, proprio come la strada che ha deciso di percorrere per arrivare dovunque vorrà. Sul canale YouTube di Chioggia Azzurra potete trovare l'intervista completa che Ugo ci ha rilasciato durante un momento di relax appena giunto a Chioggia dal parco della Darsena alle Saline. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro, già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. L'assessore regionale al lavoro del Veneto, Elena Donazzan, ricorda che nei primi 7 mesi di quest'anno sono state realizzate 90.000 assunzioni nel settore del turismo. Questo dimostra l'impegno preso nel favorire l'incontro tra domanda e offerta. Resta il problema della carenza di personale e la necessità di investire sul lavoro di qualità e sulla formazione dello stesso, elementi che si rivelano essenziali per cercare di migliorare i livelli di occupazione nel turismo, settore che è oggi la maggiore leva di sviluppo economico nel Veneto. Il mercato del lavoro del turismo è in crescita anche rispetto all'anno dei primati, il 2019, indica ancora Donazzan. È uno dei comparti più attivi nel reclutamento di lavoratori in Veneto e la Regione continuerà ad impegnarsi per attivare tutti gli strumenti necessari a migliorare il reperimento di personale, sostenendo in maniera decisa soprattutto l'occupazione di qualità. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.
raccontaci questa novità, perché avevamo visto, qualche volta siamo passati in bicicletta, abbiamo visto grandi lavori, adesso faranno qualche palazzone, faranno qualche 8 piani, invece vediamo... No, qua non si mette cemento, qua praticamente è un posto pensato nel verde, un posto che non c'è. È un piccolo giardino che guarda sulla laguna, guarda l'Usenso. Non mi sembra tanto piccolo. Sì, deve ampliarsi. L'idea è quello di conservare la sua naturalità, di conservare la sua vegetazione, perché qui abbiamo una biodiversità immensa tra alberi di acacia e alberi di pioppi. Pianteremo degli altri alberi, perché l'idea è quella di conservare il verde e di conservare la sua naturalezza. Infatti se tu vedi d'intorno vedrai che tavoli, sedie, gazebi sono tutti fatti a mano con cose riciclate e cose prese al momento. Infatti sì, ho notato questa cosa, mi ha fatto, a dirti vero, mi è piaciuta questa ho pensato più che altro anche a fare una cosa, diciamo, senza fare grandi investimenti, quindi vedendo un po' le cose come vanno, hai capito? Quindi l'idea è proprio questa. Avete già gente questa sera? Sì, abbiamo già gente, oggi abbiamo organizzato un buffet, un compleanno e così. Bene. Complimenti, ora lavoreremo ancora a trovarvi. Grazie. Verso le 15:45 di venerdì 25 agosto i vigili del fuoco si sono attivati in strada Pasubio a Motta di Costa Bissara per un'esplosione avvenuta per una probabile fuga di gas in un appartamento sopra il negozio Rossella Boutique. Una persona è rimasta gravemente ustionata, la signora è stata colpita dalle fiamme che sono divampate a causa dell'esplosione ed è stata soccorsa dalla figlia che in quel momento si trovava in un'altra stanza e che l'ha portata in salvo accompagnandola in strada. I vigili del fuoco sono giunti da Vicenza e da Schio con 12 operatori, 2 autopompe, 2 autobotti e l'autoscala e hanno provveduto a spegnere le fiamme evitando un incendio generalizzato. La donna coinvolta è stata presa in cura del personale del SUEM 118, intervenuto anche con l'automedica, è stata stabilizzata e trasferita in ospedale per essere ricoverata in rianimazione. A ieri sera erano ancora in corso le operazioni di sopralluogo tecnico dei vigili del fuoco, presente anche il funzionario di guardia, per determinare le cause dell'esplosione. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 26 agosto, è la farmacia Kutulakis in Rivavena a Chioggia, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti! Quest'anno alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, oltre a tutto il necessario per la scuola, grembiuli, zaini, corredi scolastici e quant'altro vi possa servire, teniamo anche i testi scolastici per qualsiasi ordine di scuola, scuola primaria, scuola media, scuola superiore, logicamente su prenotazione, per cui vi aspettiamo.